Tua radio. Va ora in onda l'altra metà della radio, parità di rassegna. Conduce Laura Ravetto. Laura e Antonino, a voi la linea. Grazie. Buon pomeriggio, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questa è l'altra metà della radio, l'informazione al femminile di Radio Libertà. Io sono come sempre Antonino Danna, ma voglio introdurre e salutare la nostra padrona di casa, Laura Ravetto, che è già al telefono. Buongiorno e ben trovata. Buongiorno Antonino, ben trovato a te. Benissimo, pronta per questa bellissima nuova puntata. Oh, molto bene, molto bene. Allora ricordiamo ai nostri ascoltatori 029294 7222 se volete dire la vostra, oppure 340 670 9659. Le 15:08 in questo momento. Cominciamo allora la nostra trasmissione e cominciamo con la prima notizia del giorno. Notizia del giorno che, devo dire la verità, sabato, quando sono uscite le prime indiscrezioni stampa, francamente ho contestato la cosa, osservando che ancora una volta certa stampa italiana, nel raccontare i casi di cronaca nera, purtroppo non ha lasciato quel modo di fare tipico degli anni 50 nel caso di Capocotta con Vilma Montesi. Si applicano gli stessi parametri oggi alla povera Giulia Cecchettin. State a sentire qua. Allora, siamo su TGcom, che non ha colpa, ma altre testate vi posso garantire che ci hanno bagnato e non poco il pane. TGcom invece con molta serietà scrive: emergono altri dati relativi all'interrogatorio di Filippo Turetta, reo confesso del femminicidio dell'ex fidanzata Giulia Cecchettin, avvenuto appunto l'11 novembre 2023. Davanti al pubblico ministero di Venezia Andrea Petroni, il 22enne ha detto di essere stato violento altre volte nei confronti di Giulia. Forse a fine ottobre ci eravamo alterati un po' più del solito, parlando dei motivi per cui ci eravamo lasciati. Io ero molto arrabbiato e le ho dato uno schiaffo su una coscia, ha dichiarato Turetta, come riporta il Corriere della Sera. Al PM, Turetta ha raccontato di essersi sbarazzato del coltello con cui ha ucciso Giulia, uno dei due che aveva con sé, subito dopo aver lasciato la zona industriale di Fossò, dove c'è stata la parte finale dell'aggressione alla ragazza. Caricando in auto Giulia, ormai agonizzante, la Fiat Punto era rimasta ferma 2-3 minuti sulla strada. Non riusciva a trovare il suo cellulare, ha spiegato il giovane, aggiungendo che il telefonino era rimasto nella borsetta dell'ex fidanzata. Il passaggio fa parte della documentazione stenografica dell'interrogatorio di Filippo in carcere il 1 dicembre 2023. Ho gettato il coltello, il suo telefono e il tablet mio non molto dopo Fossò, in un piccolo fossato di una strada laterale. Il computer di Giulia invece l'ho messo fuori dalla macchina in una strada di Aviano. Tra i fatti di violenza emersi, sempre stando al Corriere, l'episodio dello schiaffo sulla coscia è avvenuto in un parcheggio a Padova davanti a una gelateria. Lei è subito uscita dall'auto e se n'è andata via, ha aggiunto il 22enne. Invece in agosto, in un'occasione, parlando di lasciarci, abbiamo discusso e a un certo punto lei voleva andare via. Io l'ho afferrata per un braccio per fermarla, ha inoltre affermato Turetta. Ecco Laura, ma insomma, da un lato una Giulia che voleva troncare, dall'altro quasi questa sorta di pietà verso questo Turetta che non riesce ad accettare la separazione. Cosa c'è nel mezzo? Intanto quoto quello che hai detto tu, nel mezzo c'è tanta cattivissima stampa, nel senso che i magistrati seri ti dicono che questi sono danni alle loro inchieste, perché non è accettabile, pensiamo solo alle famiglie, dover rivivere quei momenti angoscianti nel dettaglio su tutti i giornali. Voglio capire qual è l'utilità pubblica della notizia nell'avere certi dettagli raccapriccianti. Se Turetta sia una persona che deve ottenere una pena
mi verrebbe da dire esemplare, non lo dirò, comunque certamente una pena altissima, anche perché insomma pare sia uscito, e quello è notizia, che c'era la premeditazione, poi saranno gli avvocati a dire se c'era o non c'era, i magistrati a dire se c'era o non c'era, però mi pare sia uscito che aveva previsto l'acquisto di materiale, poi ripeto, non spetta a me, sono l'inchiesta, però insomma da come si evince parrebbe esserci. Ma qual è l'interesse pubblico nel descrivere nei dettagli come è stata straziata questa ragazza? Nessuno. Lo vorrei sapere pure io. E morbosità. Sì. E tra l'altro può, come dici tu, suscitare, insomma, la vedo difficile che ci riesca, però in qualche mente fragile, mettiamola così, potrebbe suscitare, no, la disperazione di questo ragazzo. Ma quale disperazione? Questo è un ragazzo che ha ucciso un'altra ragazza a sangue freddo, probabilmente premeditato, perché aveva dei problemi lui. Ecco, per me l'unica cosa che emerge che è rilevante culturalmente e che andrebbe detta alle ragazze sempre e che è dimostrato, e questo lo affermano molti psicologi di fama importanti, seri, che chi minaccia il suicidio è pericoloso. Chi dice ad una donna se non fai questo, non fai quello, mi uccido, è correlato potenzialmente a degli atti di violenza verso quella stessa donna. E in effetti qua emerge dal racconto che lui le avrebbe detto: se tu non mi aiuti a ripassare un esame io mi ammazzo. Ecco, sì. Questi non sono segnali diciamo di pietà, questi sono segnali ipernarcisistici e pericolosamente da profilo criminale, perché di fatto è il ricatto psicologico verso la persona che si sta vicino in quel momento. Ecco, però come dici tu, non vedo l'utilità di tutta questa descrizione, se non dire, come diciamo sempre, fare educazione nelle scuole e anche da parte dei media nei confronti delle ragazze per capire chi hanno davanti, perché se hanno delle persone che controllano il telefono, non accettano di essere lasciati, ti chiedono l'ultimo appuntamento, non andare mai, non c'è ultimo appuntamento, non c'è appuntamento chiarificatore. Se ci vuoi andare, ci vai con la mamma o col papà. Esattamente. Anche perché aggiungerei un'altra cosa. Uno che vuole andare ad ammazzare la fidanzata e poi ammazzarsi, come ha detto nell'interrogatorio, che motivo ha di portarsi i vestiti di ricambio? Sì, infatti. Ma poi ripeto, cioè, a che te serve? Perché vuoi far ritrovare sbarbato, pulito, profumato e pettinato, pronto per essere messo nella cassa? Ma chi ci crede? Sì. Beh, cioè, tu sei questo... lì, hai la disperazione, non sai che fare, però stranamente sei uscito di casa portandoti il cambio dei vestiti. Sì, detto questo, facciamo lavorare gli inquirenti. Certo. Sentirai, sono davanti al Parlamento, sentirai un po' di sirene perché immagino stia passando Orban o la Presidente del Consiglio, perché sai che a Palazzo Chigi c'è a breve l'incontro e quindi ecco, mi scuso, io sono affacciata all'ufficio davanti a Palazzo Chigi e c'è abbastanza casino. E stavamo dicendo, sì, comunque bisogna lasciare lavorare gli inquirenti, lasciare lavorare i magistrati, auspicare che ci sia appunto la massima attenzione nel combinare la pena, e noi come legislatore e come politico, come diciamo sempre, massima concentrazione sull'ambito preventivo, che è specialmente quello educazionale, che passa dalla scuola, ma diciamolo anche dalla famiglia, perché qua non si vuole colpevolizzare nessuno. Figurati, io sono figlia, madre di figlia femmina, chissà cosa capirò di Clarissa quando sarà nell'età della pubertà, però ecco, attenzione a cogliere i segnali senza voler colpevolizzare nessuno, ma bisogna prestarne tantissima. Sicuramente. Poi un altro ruolo sociale di questa educazione, se mi posso aggiungere, e questo io voglio pubblicamente apprezzare il lavoro che ha fatto... Scusa se ti interrompo, mi riferivo naturalmente ai genitori di Turretta,
ripeto, senza colpevolizzare, però se io Certo. dovessi avere un figlio che dimostra così tanta ansia, così tanta, oddio, se non passo l'esame mi suicido, non è facile cogliere questi segnali, quindi ripeto, probabilmente il migliore dei genitori non ci riesce, però forse dobbiamo fare uno sforzo più approfondito tutti. Parlo a me stessa, ecco, più che ai genitori di Turretta, parlo a me stesse e a tutti i genitori che ci ascoltano. Scusa se ti ho interrotto. No, sono d'accordo con te, anche perché io credo che la famiglia Turetta, anche per l'atteggiamento che ha assunto fin dall'inizio di questa vicenda, molto probabilmente è vittima anch'essa Certo. di questa brutta storia. Poi resta il fatto comunque che tu padre, tu madre ti trovi un figlio che è un assassino e devi anche portare questa croce. Quindi io, non me la sento di dare la croce addosso ai Turetta, né tantomeno l'hanno fatto i Cecchettin. Vorrei però Assolutamente. aggiungere una cosa a proposito di questa educazione, che credo sia anche un vincolo collettivo. Io voglio pubblicamente apprezzare il lavoro che ha fatto TGcom nel dare questa notizia, perché non ha insistito su dettagli truculenti che Esatto. altri invece hanno dato addirittura all'1:30 sabato e francamente io sono rimasto esterrefatto, specialmente perché la testata in questione si picca di essere, testata che va in onda su una rete dedicata alle famiglie e non voglio aggiungere altro, perché il dettaglio poi è un dettaglio veramente degno di ripeto, di quelle pubblicazioni degli anni '50 che si vendevano a pacchi, in cui ogni giorno c'era un aggiornamento sul caso della povera Vilma Montesi trovata morta sulla spiaggia di Capocotta, che fu un grandissimo scandalo e caso di nera degli anni '50. Ecco, mi pare che nel caso della Cecchettin soprattutto non si sia andati molto spesso oltre la stessa morbosità degli anni '50, ma lasciamo stare questo e credo che valga come caveat a chiunque come me vive delle proprie parole e cerca di fare il proprio mestiere di dare delle notizie alle persone. Io non avrei dato certi dettagli, io personalmente non avrei raccontato certe cose che non servono assolutamente a niente se non alla morbosità di chi domenica mattina tra un cappuccino e una brioche ha detto oh poverina, poverina, lui dovrebbero impiccarlo, fine del problema. Addirittura io ho letto un commento, gli fanno anche il processo. Sì, gli fanno anche il processo a Turetta perché siamo un paese civile, benedetti Dio, e non alziamo le forche in mezzo alla strada come nell'Iran o chissà dove. Siamo in Sì, Occidente, per fortuna. questa è un'altra considerazione estremamente intelligente e che adesso senza voler sembrare presuntuosa facevo anch'io stamattina. Cioè, da una parte una vittima straziata che merita il rispetto di non veder ricostruita pubblicamente la sua tortura e soprattutto la famiglia che non merita questo. Sì, Dall'altra un ragazzo che dovrà avere la pena che si merita, ma che non è la pena che si merita essere messo in pasto ai lupi e azzannato sui social. Qua c'è un doppio errore nell'errore, sia verso il carnefice sia verso la vittima. Cioè, non c'è più un criterio da questo punto di vista. Devo dirti però, Antonino, anche a costo, sai, io poi dico sempre la verità, anche in radio è sempre impopolare, e certe volte anche la politica, guarda ti dirò anche le nostre aree, certe volte nell'ansia di dare le notizie, dare certe notizie, ogni tanto si rischia un po' lo sciacallaggio o comunque l'esposizione pubblica di cose che non dovrebbero essere esposte pubblicamente. Io sì, è questo, vero. guarda, ho il coraggio di dirlo e non... io sono sarà che sono un avvocato che è convinta che certe cose, certe situazioni debbano rimanere nelle aule di tribunale e nella privacy delle famiglie. Però, ripeto, forse sono impopolare di questi tempi. Ma sai, solo i pesci morti vanno con la corrente, dicono in Germania, ed è così. Alla fine della fiera io non sono un avvocato, sono un avvocato mancato, quindi io sono, passami la battuta, della razza peggiore. Però come te penso che questa sia una vicenda che appartiene al processo. Turetta è del processo, non è dell'opinione pubblica. Non appartiene
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Facebook, che peraltro non ha alcun potere in materia. Turetta appartiene ai giudici della Repubblica Italiana, che sono appositamente formati per questo e che faranno il mestiere per il quale vengono pagati, punto. Piaccia o meno. Esatto. Perché la differenza tra vivere in un posto ancora definibile come civile e vivere in una specie di repubblica islamica nella quale praticamente dovremmo uscire con la pistola in mano tutti i giorni e spararci tra di noi, la differenza è tutta qua. O peggio andare in piazza a tirare le pietre all'imputato di turno, per quanto possa essere, diciamo, grave la sua imputazione, grave la sua colpevolezza. Non è esattamente il concetto di Stato civile che vogliamo portare avanti, sei d'accordo? Sono ampiamente d'accordo, anche perché il primo giorno a diritto privato la buonanima del professor Schlesinger, credo che tu te lo ricordi pure, Certo. diceva che il diritto in quanto tale è fattore di ordine e pace sociale. Questi sono i suoi primi compiti. Se non adempie a questo non serve. Quindi. Esatto. Abbiamo una telefonata, Laura. Vai. Pronto, chi è là? Pronto, sì. Sono Albino, ciao, come va? Oh, maresciallo, comandi, buongiorno. Oh, grazie. Sono veramente felice. Ma Damin, ho detto, ma chi l'ha andato in per la festa a San Juan? Oh, Madamin lo rispedisco un po' al mittente, non mi piace tanto, però vabbè. Ma è signora, dai, lei sa che io la chiamo signora, già le ho spiegato le motivazioni, quindi per la carità. Sì, mi sono permesso per togliere la festa di San Giovanni. Però la chiamerò signor, mi dica signor Albino. No, allora, signor, grazie, lei è molto gentile, veramente, a parte le mie battute che tanto sanno di poco, adesso divento serio. Allora, io sento sempre degli emeriti dementi che dicono, bisogna abolire le carceri, e allora i delinquenti ve li prendete a casa vostra, tanto per cominciare. Poi sente l'altro che dice, no, bisogna diminuire le pene, no, dico, ma mi scusi, le carceri sono sovrappiene, traboccano peggio di un bicchiere colmo d'acqua che riversa fuori, ma non esiste un'edilizia carceraria. Negli altri paesi, quando vedono che le carceri o cose del genere sono strapiene, costruiscono delle cose nuove. Carceri nuove niente, perché peccato. I signori delinquenti bisogna trattarli sempre con i guanti bianchi, quindi carceri niente, metterli tutti fuori, tanto chi se ne frega, no? Poi il cittadino normale, come qui a Torino, quel poveretto che per 5 euro un bastardo l'ha massacrato di botte, ma va bene così, no? L'importante è che non massacrino di botte loro o quelli che abitano nel loro orticello, però gli altri chi se ne frega, galere niente. Ho sentito, non faccio il nome perché per la carità non vi metto, ci mancherebbe altro, però questo che ha detto, per me le prigioni non devono esistere, quello è un cretino, ha capito? È un cretino, è chiaro? Solo un cretino può dire cose del genere. No, esiste, dai. Comunque mi scusi, oggi sono un po' alterato. Va bene. No, ha ragione. Allora, dai. Ragione. Ho ragione, però visto che lei ha la fortuna o la sfortuna, dipende poi dal suo punto di vista, di vivere in quello che viene così detto il posto del potere, allora a quel punto anche la possibilità di parlare con determinate persone Albino, purtroppo Albino, 17 anni che sono in Parlamento e purtroppo ho avuto la fortuna di non fare mai il ministro che si occupa di queste tematiche, che segnatamente è il ministro della giustizia con il ministro dell'economia, perché io i 17 anni che sto in Parlamento e sento parlare di edilizia carceraria e poi non ho mai visto fare niente, ma né a destra né a sinistra. Questo è il problema, cioè adesso siamo noi al governo, quindi lei ha ragione, io temo che Giorgetti ci risponderebbe che i soldi non ci sono neanche per aumentare le pensioni, però lei ha ragione, cioè anch'io mi sono stufata di sentir parlare di indulti, di menate varie e poi non si fa mai le carceri, però adesso al governo siamo noi, quindi vorrà dire che all'economia dovranno trovare i soldi per farle, non so che dirle, io quando sarò ministro dell'economia glielo saprò dire. Speriamo che la facciano, a meno che mettano qualcuno di competente. Io non lo so, mi scusi. Ma Giorgetti mi sembra più che competente. Io temo che sia un problema di risorse.
che purtroppo questo è un paese dove tutto ciò che si produce, tutto ciò che fa aumento del PIL bisogna metterlo negli interessi sul debito, nelle pensioni e nella sanità, e rimane davvero poco. Quindi, ripeto, io non è che sia un'esperta di bilancio dello Stato, né voglio giustificare troppo, perché poi io sono d'accordo con lei, però mi sembra che effettivamente qua sia un tema di risorse. Se questo è un governo che ha cercato di stanziare il più possibile sulle fragilità e le famiglie deboli ogni euro che aveva, probabilmente il tema carcerario non è stato prioritario. Però sono d'accordo con lei che adesso c'è un tema non solo di carcere, di sicurezza interna, che questo governo deve iniziare ad affrontare seriamente. Cioè, adesso abbiamo messo in ordine la questione delle famiglie, abbiamo messo al centro la natalità, abbiamo evitato il default di questo Stato, abbiamo fatto in modo che arrivassero i soldi del PNRR, ora c'è un tema sicurezza. Il tema sicurezza si declina sia nella prevenzione, voglio vedere i militari in stazione, io voglio vedere i militari nelle stazioni delle metropoli, e quindi Crosetto, Interni, non lo so, si mettano d'accordo, e anche nella questione poi detentiva. Quindi voglio vedere costruire le carceri, perché sono d'accordo con lei, non esiste che il sovraffollamento carcerario diventi una scusa per mettere fuori le persone. Sono d'accordo con lei. Direi che siamo tutti ampiamente d'accordo. Allora, noi procediamo oltre con la nostra rassegna stampa e andiamo oltre con, tra l'altro aggiungerei, ammantarsi dietro il discorso e vabbè, ma tanto carceri non ce ne sono, quindi dobbiamo trovare una soluzione alternativa. Come in fondo ennesimo strumento per amnistie, indulti, condoni, scarcerazioni anticipate, cioè già ne fanno poca galera. Se dobbiamo proprio tirarli fuori tutti, siamo a posto. Chiedere a Roberto Baggio, per esempio, no? Chiedere a Roberto Baggio. Vi vorrei ricordare che per qualche tempo in questo paese il furto in appartamento era stato depenalizzato proprio per questa storia, proprio perché c'era troppa, al tempo del governo Prodi, anno di grazia 1999. Ogni tanto ricordiamo errori ed orrori della nostra Repubblica. Ma l'orologio ci corre dietro, quindi Laura ti chiedo 30 secondi di pausa e torniamo subito. Sì. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. La linea torna a voi. Grazie Andrea. Allora, rieccoci qua alle 15:30 quasi, qui sulle magiche onde di Radio Libertà. Questa è sempre l'altra metà della radio, la rassegna stampa condotta da Laura Ravetto e io a fare da spalla, Antonino Danna che vi sta parlando. E che spalla. E beh, insomma, grande e grosso come sono, un poco d'appoggio cerco di fornirlo, che vuoi ti dica. No, io devo dimagrire, altro che... Volevo dire una cosa su quello che hai detto tu. Poi è un paese strano. Si fa la depenalizzazione, no, visto che parliamo sempre di rieducazione della pena, no? Sì. Secondo me anche correttamente. Tu fai la depenalizzazione del furto in appartamento, che è tipicamente un atto criminale perpetrato da chi opera violenza, invasione della sfera fisica e privata altrui, e che quindi come lo rieduchi? Limitando la sua sfera fisica e la sua possibilità di agire in violenza. E poi tu hai delle sanzioni di natura detentiva, e anche qui non voglio giustificare i reati dei colletti bianchi, non fraintendetemi, però secondo voi un manager che ruba, no? Ha più rieducazione della pena se tu gli levi tutto quello che ha, o se gli fai fare il carcere, che intanto tu occupi, diciamo, un posto rispetto a uno che invece ha operato una violenza fisica. Cioè, adesso io ripeto, non voglio sembrare giustificazionista, ma questo era anche un tema che sempre ponevamo a diritto penale nella mia fantastica Università Cattolica. Cioè, a che serve la pena detentiva per i reati dei cosiddetti colletti bianchi?
Mentre invece serve o non serve sbattere in carcere uno che sbatte una famiglia in una stanza, la chiude a chiave, minaccia e ti ruba in casa? Probabilmente sì. Sei d'accordo? Certo, anche perché nel caso specifico di Baggio c'è un piccolo dettaglio che non è da poco. Roberto Baggio è un cacciatore che io sappia andava a caccia, quindi molto probabilmente detiene legalmente delle armi e come tali le tiene nell'armadietto, eccetera, eccetera, tutte le prescrizioni di legge. Provate a immaginare se Roberto Baggio avesse avuto la possibilità di sparare a uno di questi, quanti guai starebbe passando adesso con la magistratura? Ponetevi questa domanda. Sì, infatti. E probabilmente qua avresti avuto comunque un profilo di calciatore, quindi molto popolare, che quindi avrebbe potuto far valere almeno la tua forza mediatica. Quando Certo. invece altri soggetti che non hanno questa forza mediatica di fatto si prendono semplicemente tutto l'effetto, diciamo, denigratorio della situazione. Sì, comunque è un tema indubbiamente. Certo, gli Torniamo ai avrebbero nostri detto temi che era un di parità, pistolero, che torniamo qua e che ai là. temi di parità, perché so che tu hai una scaletta molto interessante. Sì, allora, noi andiamo avanti con la nostra rassegna stampa, visto che parli di parità, io ti porto in Grecia direttamente. Ekati Merini, che è uno dei quotidiani più letti in Grecia, ha pubblicato un interessante editoriale di Maria Katsunaki, la quale scrive questa cosa sulla società greca. E ve la leggo perché è dall'edizione inglese appunto di questo quotidiano di Atene. Non c'è fine alle ferite, alle gravi ferite che vengono inflitte sulle donne da parte dei mariti e dai compagni, gli agguati a volte fatali e anche l'uso aperto della violenza. Pensate, nei primi 5 mesi del 2024 in Grecia ci sono stati 5.500 arresti di colpevoli di violenze familiari. Le donne tollerano l'abuso, vengono minacciate e restano mute. Sopportano e restano zitte, sono spaventate, vengono chiuse all'interno di una realtà da incubo fino a che non arriva il momento in cui chiedono i diritti di base delle quali sono state private. Lo Stato greco ha preso dei passi importanti recentemente anche sotto forma di leggi per la protezione e l'appoggio alle vittime dell'abuso, anche quando le stesse vittime si rifiutano di denunciare l'aggressore. Ma che cosa dire delle donne stesse? Ci sono fattori sociali e interpretazioni psicanalitiche che sono state adeguatamente analizzate. Ma al di là del buio dell'anima e della mente a cui noi donne soccombiamo e ci arrendiamo, e al di là delle contraddizioni umane c'è anche la resistenza del senso comune. Lo dobbiamo rafforzare in ognuna di noi. Con i primi segni dell'abuso le donne si devono mobilitare, condividere, essere informate, non devono tollerare tali comportamenti, anche se ritengono di poterli sopportare. Nell'abuso è il primo pensiero quello che conta, non il secondo. Che cosa ci sta succedendo a noi donne greche? Da un lato noi chiediamo i nostri diritti, li conquistiamo, siamo visibili, cominciamo a predominare nella società. Dall'altro pensiamo di aver bisogno anche di una rete di sicurezza sociale ed economica, anche se occasionalmente questa rete ci viene offerta con l'accompagnamento di un piccolo abuso. Un piccolo all'inizio, quando poi diventa normalità e poi diventa una vita che può causarti anche un danno permanente nel momento in cui, e se accade, noi decidiamo di reagire. Intere generazioni sono state allevate e vengono cresciute ancora oggi nel ritenere che una donna dovrebbe temere, nel senso appunto di obbedire all'uomo. Nessuna misura legislativa sarà mai abbastanza per le donne se non decideranno di alzare le mani e aiutarsi tra loro. L'imperio della legge è certamente il componente più importante, l'unica difesa in questa giungla umana, ma il secondo ingrediente ovviamente siamo noi, le donne, le scelte che facciamo, l'autostima, i calcoli, Certo. i meccanismi di difesa che sviluppiamo e quanto diamo valore alla nostra vita. Che ne dici?
Sì, allora dico che non so cosa succede alle donne greche, ma mi è molto chiaro cosa succede alle donne italiane. Cioè, è vero che quello che dice è molto interessante, cioè è vero che c'è un tema culturale nelle donne per cui effettivamente da una parte vogliamo emanciparci, dall'altra cerchiamo protezione. E questo vale per tutte, vale anche per me. E questo probabilmente è un nodo da sciogliere, però senza voler, diciamo, semplificare o essere troppo giustificazionista con le donne che non denunciano, secondo me, almeno in Italia, ma temo anche in Grecia, c'è un tema specifico, e che è quello che non si è ancora raggiunta la parità economica. Cioè è facile dire al primo abuso vai e denuncia, sì, ma se poi dopo la denuncia devi tornare a casa col tuo carnefice e magari aspettare dei mesi perché si concluda un processo, chi è che lo fa? Cioè, come diciamo sempre io e te, al primo segnale non è vai a fare la denuncia, al primo segnale è vai in un'altra casa e poi fai la denuncia. Questa cosa è una cosa su cui dobbiamo aiutare le donne. Per questo, secondo me, le misure più efficaci, oltre a quelle culturali e preventive di natura giudiziaria, per far uscire le donne dalla spirale della violenza, è quello di incentivare l'assunzione femminile nelle aziende, cosa che qui dobbiamo dirlo. Diciamo che anche Giorgetti ha trovato grandi risorse, diciamolo, per detassare quando vengono assunte delle donne, specialmente le donne madri, perché questo è l'unico modo. Cioè, io dico sempre, al primo schiaffo questa deve avere una casa dove andare, e non sempre ci sono naturalmente i numeri da chiamare, le case famiglia, le strutture, però non sempre la donna ha la possibilità di averle a fianco queste strutture, ne conosce magari l'esatta ubicazione. È chiaro che se una ha una sorta di indipendenza economica dice sai che c'è, intanto per un po' vado nella casa struttura o vado da un'amica e poi mi affitterò una casa e ciao ciao. Ma se una sa già che l'epilogo è il condizionamento economico, e cioè dovrà tornare dall'uomo violento perché la mantiene, come fa a uscire dalla spirale di violenza? Cioè, io parlo con tantissime donne in questa situazione, le quali ti dicono poi io denuncio, questo si incattivisce ancora di più. Quindi bisogna tutelarle in questo passaggio. Quindi io credo che questo articolo sia un grande articolo, fa riflettere, è vero che noi donne dobbiamo farci un esame di coscienza su questa necessità di protezione. Adesso io stessa nel mio piccolo, avendo un ex marito fantastico che non solo non è mai stato violento, ma anzi è iperattento, un padre meraviglioso, ma io stessa nell'essere madre single ho dovuto riprendere un'autonomia. Lo dico spesso, io non guidavo più. Questi sono errori inconsci, sono sbagliati. Io ho ripreso a guidare, riprendo scuola guida perché era 15 anni che non guidavo più. Cioè la chiave è sempre l'indipendenza, perché tu puoi stare con la persona migliore del mondo, ma in ogni caso tu devi essere indipendente, perché se per caso nel tempo questa persona dovesse rivelarsi non la migliore del mondo, tu hai tutti gli strumenti per allontanarti, senza dipendere dal tuo aguzzino. Laura, abbiamo una telefonata in attesa, la prendiamo se vuoi. Vai. Sì, Pronto, buonasera a tutti e due. Buonasera a tutti Ciao. e due, Lisetta. Ciao. Volevo dire due cosine sulla cronaca nera in Italia. Prego. Vai. Allora, anche se, sempre secondo me, anche se ormai sembra che la gente ci stia facendo quasi d'abitudine, ci sono dei delitti, secondo me, che colpiscono naturalmente dolorosamente, come la Cecchettin, e suscitano la reazione unanime dell'opinione pubblica. Io personalmente resto scossa da ogni notizia di cronaca nera, sempre, teniamola così. Non c'è più rispetto né di piccoli né di grandi, né di vecchi né di bambini, né di donne. La delinquenza diventa ogni giorno più feroce ed è proprio questo che atterrisce. Allora, bisognerebbe fare certamente, però occorrerebbe combattere più duramente e decisamente la delinquenza. Forse sarebbe necessario eliminare la miseria, fermare la corsa all'arricchimento, vivere diversamente, distruggere le ingiustizie, è un po' difficile, educare meglio le nuove generazioni soprattutto. Solo così io credo si potrà mettere un freno alla delinquenza, sempre più estesa e crudele del nostro tempo. Tutto qua, vi saluto.
Buonasera a tutti e due. Grazie, grazie, sempre interventi puntuali. Sì. Io una cosa però la voglio dire, frenare la corsa all'arricchimento. Grazie a Dio arricchirsi, lavorare, avere successo non è peccato, non è reato. Se no facciamo gli italiani, come diceva Caprotti, che questo paese cattolico non ti perdona mai il successo. Piuttosto creiamo più opportunità di successo per tutti. Creiamo una società in cui la gente possa trovare lavoro e mettere a frutto i propri talenti e non stare con una coscia sopra e una sotto seduta sul divano in attesa dell'eventuale sussidio. Questo è il benessere che viene dal capitalismo, questa è la giustizia sociale che può costruire il capitalismo. Mi dispiace, io in questi casi penso sempre alla Thatcher quando diceva nessuno si ricorderebbe del buon samaritano per quello che ha fatto, aveva anche i soldi per poterlo fare. E questo forse ce lo dimentichiamo, perché il buon samaritano pagò l'albergo a quel disgraziato che aveva trovato per strada. Per cui non è che possiamo stare sempre a dire però quello è ricco, mi fa schifo. Quello è ricco, provo a diventare pure io ricco, e che diamine, legalmente si intende, o no? Sì, assolutamente, sono assolutamente d'accordo. Sicuramente non è una criminalizzazione della ricchezza, però penso che quello che si voleva dire qua era che la corsa alla ricchezza non deve essere più l'unico obiettivo, cioè è un obiettivo non criminalizzabile, anzi ognuno deve essere messo nelle condizioni di uscire dalla sua situazione di fragilità economica, però effettivamente sembra essere l'unico obiettivo, cioè sono discorsi un po' banali forse e che quando si fanno nessuno può fare, nel senso io non sono nessuno per salire sul piedistallo e farli questi discorsi, però obiettivamente i messaggi che vengono dati dalla società oggi sono: guarda, se tu raggiungi il benessere economico poi tutto il resto può anche essere messo in secondo piano, e questa è una falsa illusione. Perché nel momento in cui si manda il messaggio che per raggiungere la parte economica si possono calpestare, diciamo, dei valori che in realtà ci caratterizzano anche come persona e come coscienza, poi rischiamo comunque di essere infelici. Quindi penso fosse un po' questo anche il messaggio. Lei dice parlare di episodi di cronaca nera come se fosse nulla, come tanto per fare share, per vendere sui giornali, per avere like sui social, senza pensare alle conseguenze, ti può portare magari quell'attimo di soddisfazione di natura economica o di platea, però poi non ti ha arricchito a te come persona che lo fai e non ha arricchito le persone intorno a te. Cioè l'obiettivo deve essere la crescita economica di sicuro, ma magari facendo anche qualcosa che possa migliorare la società. Io non voglio arrivare a dire che dobbiamo essere tutti così degli enti no profit o così generosi da voler fare le cose per gli altri. No, per noi stessi, però magari con un obiettivo collettivo. Ecco, questo sembra un po' mancare. Sì, questo sì, c'è soltanto la prevalenza di un egoismo, ma qui torniamo a un antico pensatore cinese che cita De Crescenzo in Così parlò Bellavista: usa le cose come cose e non farti usare dalle cose come cosa. Cioè, se l'obiettivo è la ricchezza fine a se stessa, perché io mi devo comprare il Ferrari, arrivare sotto casa tua, sgommare, farti il gesto dell'ombrello e dirti so più ricco di te, no, non è questo lo scopo. Se io ho la possibilità di vivere più agiatamente, di permettermi una maggiore qualità di vita e magari dare una ricaduta in questo, perché se vado a mangiare più volte fuori al ristorante faccio andare il settore della ristorazione, se esco con la Ferrari faccio andare gli sceicchi che piangono che non si possono rifare la moquette. Voglio dire, ora al di là della battuta stupida, però un conto è raggiungere appunto l'obiettivo della ricchezza in quanto tale, e in questa hai ragione, è una società che sostanzialmente non ha più altro da proporre. Un altro è dire, benissimo, migliori condizioni di vita per tutti, maggiori ricadute sul bene comune, per usare un'espressione da dottrina sociale della Chiesa, se vogliamo. Ora, senza finire a fare le settimane sociali dei cattolici, anche perché non abbiamo tempo e tra 9 minuti dobbiamo chiudere. Però ecco, io penso che ci possa essere una funzione anche buona della ricchezza, grazie a Dio, dai. Sì, assolutamente d'accordo.
Senti, dobbiamo chiudere, però tu avevi questa fantastica anche notizia che mi hai trasferito della Rowling, che ormai è diventata, diciamo, io vorrei dirti il mio modello, ma non lo è, nel senso è diventata il mio specchio, perché non voglio sembrare anche più presuntuosa, però sostanzialmente ogni 2 minuti ribadisce quello che io ho già ribadito in questa radio. Cioè, quante volte io ti ho detto in questa radio che non ho nulla contro le teorie gender, se non che vanno a minare l'identità femminile e quindi vanno a minare quella diversità tra uomo e donna che poi è tutelante per la donna? Quante volte ti ho detto che ho fatto quella legge perché si vieti la teoria gender nelle scuole, perché desidero che i bambini vengano protetti non solo da questo, ma anche che la società eviti di vedere come indifferente l'essere maschio o femmina, col rischio poi che tutte le politiche di genere pro donne non vengano più fatte, perché se ognuno può sentirsi uomo o donna quando vuole, è chiaro che l'impatto economico sarebbe devastante e nessuno più le farebbe. Beh, mi sembra che la Rowling abbia detto questo, cioè abbia detto io non ho niente contro chi ha le abitudini di vita, faccia quel che vuole, però mi stupisco di tutte quelle aree di sinistra o cosiddette progressiste che nel cavalcare queste, diciamo così, teorie, non vogliamo chiamarle teorie, convinzioni sulle transizioni, sulle fluidità, di fatto vanno contro le donne, e che insomma, una volta le femministe erano di sinistra. Lo capita bene, no? Dice questo. Sì, e poi soprattutto ha attaccato il leader dei laburisti, lei stessa che si professa donna di sinistra, ha attaccato il leader dei laburisti, Keir Starmer, che si candida il 4 luglio a prendere il governo dell'Inghilterra, accusando i laburisti di essere sprezzanti e offensivi nei confronti dei problemi delle donne. Siamo qua sul Fatto Quotidiano Magazine, al centro ci sono ancora una volta le questioni legate ai diritti delle persone transessuali, tema molto caro alla scrittrice. Secondo Rowling, in sostanza, parlando in un dibattito elettorale in TV, il leader laburista, che in passato è stato vago sul tema gender, avrebbe sì fatto un passo indietro rispetto alle sue posizioni sui diritti delle persone transessuali, ma così facendo avrebbe, per così dire, offeso un'altra collega, la deputata laburista Rosie Duffield, che nel 2021 aveva affermato che solo le donne hanno la cervice, e Starmer aveva detto, quando la Duffield aveva affermato questa cosa, aveva detto che non era giusto quanto affermato dalla sua deputata. Invece nel dibattito elettorale Starmer ha fatto un passo verso le posizioni di Duffield, dicendo sul tema di essere d'accordo con la posizione dell'ex leader laburista Tony Blair, ma vedete voi se si può fare dibattito su questo, sottolineando che biologicamente una donna è con una vagina e un uomo è con un pene. Ora, il triangolo no, non l'avevo considerato, scusate, ma a sto punto la battuta mi viene. Ma si può fare dibattito su una cosa che, vorrei dire, mi sembra abbastanza evidente? Ma sì, viene il dubbio che, visto che non si riescono a trovare soluzioni economiche ai problemi delle persone, si tenti di spostare su questi argomenti le divisioni destra e sinistra, visto che la sinistra ricette economiche non ne ha. Scusa se sono così tranchant, ma non vedo altra spiegazione. Cioè, francamente io non credo sia un tema di dibattito questo, penso ci siano cose molto più interessanti di cui occuparsi. Però comunque la Rowling ha censurato il comportamento di Starmer, l'ipocrisia di Starmer, e ha scritto, dice, l'impressione data da Starmer durante il dibattito TV di giovedì sera era che ci fosse stato qualcosa di scortese, di tossico, di duro nelle parole della Duffield, e che invece parole quasi identiche suonavano perfettamente ragionevoli quando pronunciate da Tony Blair. Per le donne di sinistra come noi non si tratta, e non è mai stato, scrive la Rowling, di persone trans che godono dei diritti di ogni altro cittadino e sono libere di presentarsi e identificarsi come desiderano. Ha concluso, tornando a rivendicare le proprie posizioni sul tema gender. Si tratta però del diritto delle donne e delle ragazze ad affermare i propri confini. Riguarda la libertà di parola e la verità osservabile. Quindi credo che non ci sia altro da aggiungere davanti a una chiara presa di posizione della Rowling in un paese nel quale peraltro questo politically correct sta arrivando
a delle vette di assurdità inenarrabili, posso dirlo, inenarrabili. Esatto, e poi è anche un po' così curioso che lo faccia la Rowling, non lo faccia nessun politico, diciamo anche non laburista, quindi un conservatore, quasi che gli stessi conservatori abbiano paura a toccare certi fili della luce, non so. Temo che in alcuni paesi sia così avanti questo dibattito che gli stessi politici hanno paura a prendere posizioni. Piace che lo faccia un intellettuale, tra l'altro molto amata, che ha venduto milioni di copie del suo libro e che quindi probabilmente è inattaccabile da questo punto di vista. Però mi stupisce che non ci sia nessuno, notalo, dei deputati conservatori che ingaggi il dibattito. Quasi a dire perché hanno paura. Allineati, perché sennò si rischia di perdere voti, no? Certo, ma tanto i voti li perderanno e perderanno anche le elezioni già che ci sono, per cui mi dispiace per loro, ma stavolta vince il Labour, spiace anche a me dirlo, però vinceranno i laburisti e questo sarà molto interessante da vedere nel loro operato. Ovviamente nel Regno Unito vedremo che cosa succederà su questo, su una nazione che generalmente è nota per essere testarda ma anche pragmatica. Senti Laura, noi a questo punto direi che possiamo avviarci alla conclusione di questa trasmissione. Andrea, quanti minuti abbiamo ancora? Massimo 5. Massimo 5, perfetto. Allora andiamo. Andrea! Come? Un entusiasmo, Andrea, pazzesco. Massimo 5. Andrea è una fantastica voce fuori campo, dobbiamo farlo intervenire ogni tanto, secondo me. Ma infatti, quello, se vuole può tranquillamente intervenire anche adesso, insomma, è benvenuto, anche perché noi crediamo all'idea del regista parlante, per fortuna. Esatto, senti, bello, regista parlante, mi piace come il molto. grillo. Come il grillo, esatto, tu devi avere questo ruolo saggio, così come l'indiano saggio della pubblicità di un noto condizionatore che estendeva la mano e diceva tutti volere condizionatore. Ecco, io ti vedo molto indiano saggio che dice guarda sti due pazzi cosa dicono. No, siamo persone più o meno serie. Laura è una persona seria, io no. Però cerchiamo di fare una cosa seria, dai. Sì, è stata anche oggi una puntata molto seria. Grazie, ringraziamo tutti, ringraziamo Radio Libertà, ringraziamo il nostro direttore che ci lascia essere molto liberi. Anche io qua, come avranno fatto tutti, mi prendo degli spazi di comunicazione che non mi prenderei in aula, non mi prenderei in televisione, dove giustamente rappresenti degli interessi collettivi, di partito, di sensibilità diverse. Qua noi possiamo permetterci, diciamo, più libertà. Il bello della radio è questo, che possiamo essere anche più noi stessi. Certo, e poi il programma è tuo e a casa tua fai quello che vuoi, ci mancherebbe pure. Ma nel rispetto di tutti e anche del fatto che faccio parte di una comunità, però sì, possiamo, diciamo, prenderci qualche licenza poetica. Allora, noi ci siamo presi le licenze poetiche di oggi, ci stava bene una poesia di Alda Merini, ma a questo punto la rinviamo al lunedì prossimo. Che dire di più? Insomma, noi chiudiamo la nostra puntata, ci ritroviamo quindi quando? Il 1° di luglio, ebbene sì, ci ritroviamo. Sì, è come è corso il tempo. Ci ritroviamo il 1° di luglio col bene che ti voglio, e sulle onde di Piero Focaccia noi vi lasciamo in realtà una bella canzone finale di Vasco Rossi, Una splendida giornata del 1982. Grazie per essere stati con noi, alle 18:05 c'è Zoom, se avete voglia parliamo stasera, ahimè, di caporalato e poi di difesa dal green che si vuole abbattere sulle vostre case. Altrimenti il 1° di luglio si torna sempre alle 15, sempre qui sulle magiche onde di Radio Libertà. Vi hanno parlato Laura Ravetti e Antonino Danna. E Antonino, ciao, grazie a tutti. Ciao Antonino, a lunedì prossimo. Grazie a ciao te. Andrea. Ciao.